Il crack di Oppo Veneto rischia di avere ripercussioni in molte aree venete, non solo a Chioggia, dove il consorzio detiene il 37% di Chioggia Ortomercato. Anche molti produttori orticoli del Trevigiano, soprattutto nelle filiere di radicchio ed asparago, stanno passando un brutto momento. Si parla di un buco di circa 20 milioni, rendono noto i due consiglieri regionali Ostanelli e Zanoni, che preoccupa tutto il mondo agricolo veneto, che teme ripercussioni. I due consiglieri ricordano che Oppo negli ultimi 15 anni ha goduto di importanti finanziamenti pubblici, sopravvenuti anche lo scorso anno quando si è cominciato a parlare di dissesto. I consiglieri di minoranza si chiedono come ciò sia stato possibile e chiedono con un'interrogazione congiunta in Regione come la stessa voglia procedere a tutela delle risorse elargite al Consorzio e come voglia procedere per controllare le altre società che dovessero richiedere fondi, in modo da scongiurare altri casi simili. Nel frattempo, chi non volendo si sta trovando coinvolto in questa fase critica avrebbe bisogno di capire come si sta delineando il proprio futuro. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.